Mi auguro vivamente che le istituzioni facciano qualcosa di concreto affinché non si verifichino più situazioni come quella di oggi. Anche perché siamo andati veramente vicini. Sorelle e fratei, buonasera a tutti. Visto e considerato quello che è successo oggi, ho deciso di improvvisare questo video perché mi sembra doveroso farlo. Innanzitutto volevo esprimere la mia solidarietà per i colleghi coinvolti in questo incidente e complimentarmi con loro per la reazione che hanno avuto, perché è proprio grazie ai loro riflessi se si è evitato il dramma. Perché credetemi, poteva essere un dramma di dimensioni enormi. Per farvi capire la gravità di ciò che è successo, pensate solo al fatto che sui paioli delle gondole c'erano i segni delle eliche dei motori delle barche. E quando un'imbarcazione di quella stazza ti punta a tutta velocità e tu hai meno di un secondo per pensare a come agire, fidatevi, sono stati tanto bravi. Anzi, sono stati dei fenomeni. Chiudo questo video con una mia riflessione finale riguardo il congestionamento di traffico in quella zona di canale. Personalmente io penso che, essendo quella la zona più trafficata della città, sotto il ponte di Rialto, quindi una zona che ha anche poco spazio di manovra, il traffico, soprattutto per le imbarcazioni di larga stazza, come quelle coinvolte nell'incidente, secondo me dovrebbe essere molto limitato, soprattutto per quei tipi di imbarcazione.